Edizione della notte del nostro audiogiornale con le ultimissime accadute in Friuli, Venezia Giulia. Scoppia la polemica a Trieste per il presunto pranzo di Pasqua organizzato dal sindaco Roberto Di Piazza assieme ai suoi amici in programma domani. Ieri sera, durante una diretta sul sito Trieste Caffè, il sindaco di Trieste ha dichiarato candidamente che a Pasqua ha intenzione di invitare alcuni amici a casa. Il video è stato tolto, ma è stato anche visto da parecchie persone. A denunciarlo è il consigliere comunale Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, postando questo messaggio sui social. Il riferimento è un'intervista rilasciata dal sindaco Roberto Di Piazza in cui avrebbe sostenuto di aspettare nella sua casa a Grignano per Pasqua, secondo quanto è stato possibile ricostruire, persone. In poco tempo in rete si è scatenata la polemica. Di Piazza è sindaco al terzo mandato politico. Gli sono unitamente riconosciute simpatia, istrionismo e franchezza. Il Partito Democratico di Trieste parla di sbalordimento e chiede al sindaco ci dica che è stato coinvolto suo malgrado in un video montaggio. C'è anche chi ironizza e ha costituito il profilo Facebook Pasqua a casa di P, invitando la cittadinanza ad andare a casa del primo cittadino e pranzare virtualmente, non solo con lui. Intanto Confindustria Udine fa sapere, attraverso le parole della presidente Anna Mareschi Danieli, la propria posizione in merito alle decisioni del governo Conte. L'ultimo decreto conferma l'impostazione del precedente. C'è qualche leggera apertura, ma non riguarda, se non marginalmente, la manifattura. Non è quello che auspicavamo, lo ha affermato in una nota la presidente Anna Mareschi Danieli. Ogni settimana di chiusura in più rischia di pregiudicare la futura ripresa delle attività produttive e molte aziende purtroppo non avranno la forza di farlo. Confermando di rispettare le decisioni assunte, la Presidente degli Industriali friulani presenta alcune proposte. Suggeriamo al Governo di superare la classificazione per codice Ateco delle attività produttive, privilegiando un approccio fondato sulla sicurezza dei lavoratori. APRA chi è in grado di garantire la sicurezza, indipendentemente da altre logiche settoriali. Chi non è in grado, conclude la Mareschi nella nota, si prenderà il tempo per attrezzarsi e lo aiuteremo a farlo. L'11 aprile è stata anche la giornata del mare, nata per celebrare il mare, risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. A causa dell'emergenza coronavirus non si è potuto festeggiare, ma non appena la tempesta sarà passata torneremo a farlo assieme. Questo è il tweet apparso nella giornata di ieri e sulla pagina Twitter appunto della Guardia Costiera, che ha annunciato il rinvio purtroppo della manifestazione a data da destinarsi. La Polizia di Stato, in particolare il settore di Polizia di Frontiera di Gorizia, quotidianamente impegnato nell'attività di controllo di retrovalico e ora anche nello svolgimento di mirati servizi diretti al contenimento del contagio da Covid-19, ha controllato e successivamente tratto in arresto una rumena appena rientrata sul territorio nazionale dalla vicina Slovenia. La 26enne, che viaggiava a bordo di un'autovettura con targa rumena insieme ad altri suoi connazionali, è risultata essere destinataria di un decreto di fermo di indiziato di delitto con ordine di carcerazione per rapina emesso dalla Procura della Repubblica di Varese. Alla donna viene contestato di aver sottratto alcuni mesi fa diversi beni da un supermercato in provincia di Varese e di aver minacciato e aggredito i commessi per guadagnarsi la fuga. La rumena, al termine delle procedure, è stata associata al carcere del Coroneo di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. È tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del nostro audiogiornale. Ringraziandovi per l'ascolto, vi auguriamo a tutti voi una felice e serena Pasqua.